Ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. La decisione di Zaia dopo la morte del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro stroncato da 3 arresti cardiaci dopo essere stato visitato in 3 nosocomi diversi in poche ore. Confermato dal vertice dei prefetti il numero di 87 profughi afghani in Veneto dal 30 agosto. Sarà solo la prima fase dell'accoglienza. Nuovo tavolo a settembre. Appella ai sindaci e anche alle istituzioni militari per trovare alloggi. Ok al decreto legge sull'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. Lo ha deciso il TAR del Lazio dopo il ricorso presentato dal sindacato ANIEF. Una donna di Schio aveva subito un tentativo di violenza sessuale poco prima di Ferragosto. I carabinieri oggi hanno arrestato il responsabile, un 25enne. Domani pomeriggio nella chiesa di San Bartolomeo, a posto dal pago i funerali di Paolo Saviani, il senatore della Lega morto a soli 59 anni venerdì scorso, Camera Ardente dalle 14.30. A Palazzo Balbi il busto dell'ultimo doge vittorioso della Serenissima, donato alla regione dall'associazione Veneti.net. Zaia e le istituzioni nazionali si muovono per far restituire al Veneto le opere della nostra storia in giro per il mondo. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla serata di apertura della Mostra del Cinema di Venezia, terza volta al Lido per il Capo dello Stato. Stamani intanto il via libera alla Task Force di sicurezza per la Kermesse. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca con la decisione del Presidente Zaia di una tripla ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova dopo la morte del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro stroncato da 3 arresti cardiaci dopo essere stato visitato in 3 nosocomi nel giro di poche ore. Noi abbiamo attivato un'ispezione perché davanti a una tragedia come questa, la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire, è fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Il presidente del Veneto Luca Zaia invia gli ispettori sanitari per far luce sulla morte di Giacomo Lionello. Il bambino di 5 anni di Portoviro si era sentito male domenica ed è morto nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova dopo essere stato portato in ospedale ad Adria e Chioggia. Una tragedia ancora senza spiegazione che getta nel dolore i genitori. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito. All'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato, viene diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere persiste e i genitori corrono all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha 3 arresti cardiaci e viene deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì. Sotto la lente di osservazione tutte e 3 le strutture ospedaliere per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del bambino. Tutto percorso in modo tale che la Regione dà una foto di un'ispezione ovviamente super partes, sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, e avrà un fascicolo che darà mano alle autorità. In queste ore inoltre dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Giacomo. E adesso parliamo dell'emergenza profughi dall'Afghanistan, vertice tra i 7 prefetti delle province venete. Le prime 87 persone arriveranno il 30 agosto nella nostra regione, tutte famiglie di persone che hanno sostenuto l'esercito italiano. Stabilita la loro sistemazione, si attendono poi nuovi arrivi dai prefetti, un appello a esercito e comuni. L'arrivo dei primi rifugiati dall'Afghanistan è previsto in tutto il Veneto per il 30 agosto, 87 persone in tutto, uomini, donne e i loro bambini. È un'accoglienza diversa da quella che abbiamo fatto finora, perché qui stiamo parlando di persone che hanno un certo livello di cultura e quindi esprimono certe esigenze, tutte persone che collaboravano con i nostri militari, hanno bambini, anche piccoli, sono nuclei familiari. Un incontro soprattutto organizzativo, quello tra le 7 prefetture del Veneto, coordinate da Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia. Per queste famiglie, spiega, servono alloggi dignitosi. L'appello va a 360 gradi. Stiamo cercando di fare un appello anche ai militari perché mettano a disposizione tutto quello che c'è sul territorio del Veneto. Parlo di palazzine che sono state dismesse anni fa o altri tipi di residenze che possono essere
in grado di accogliere in maniera dignitosa queste persone. Durante la riunione si è trovata la sistemazione per 41 di queste 87 persone che ancora mancavano di un alloggio, famiglie numerose composte anche da 9-10 persone che andranno in provincia di Venezia, Treviso e Padova. Intanto a Venezia il prefetto Zappalorto sta preparando una lettera per tutti i comuni. L'invito che faccio a tutti i sindaci è quello di rendersi disponibili, di rendere disponibili le strutture che hanno, qualsiasi tipo di struttura, e anche alle famiglie, ai singoli privati, di dare ospitalità a queste persone che hanno aiutato i nostri militari quando i nostri militari erano in situazioni di grave pericolo. Quindi si tratta di persone che hanno anche salvato la vita ai nostri militari. Il tavolo regionale si riunirà a metà settembre per fare il punto della situazione, ma è pronto a ritrovarsi in caso di emergenza. Anche la rotta balcanica preoccupa, come preoccupa la grande incertezza su numeri e date di arrivo di altre persone. E adesso vi raccontiamo la storia di Ati, afghano in Italia da più di 14 anni, che dopo la presa di potere dei talebani nel suo paese chiede che la sua famiglia possa al più presto raggiungerlo in Italia. Vorrei chiedere che la mia famiglia mi raggiunga qua. Io lavoro qua, vivo qua, tutto regolare. Questo è l'appello che fa Atigollah Otaki, chiamato da tutti Ati. Afghano in Italia regolarmente dal 2007, prima a Chioggia dove ha studiato, alla scuola alberghiera, poi a Venezia dove ha lavorato nella ristorazione. In Afghanistan è una situazione molto drammatica e molto difficile. È una situazione che non si capisce più niente cosa accadrà e cosa succederà. Anche le donne non possono mettersi smalto, non possono più andare con i capelli scoperti o devono mettersi burka. Una donna da sola non può viaggiare se non è accompagnata da un uomo o da suo marito. Se è un uomo che non è suo marito, vengono assassinati entrambi per la legge dell'Islam. A Kabul ha la sua famiglia, una moglie e 3 figli. Il più grande ha 8 anni, mentre la più piccola, Stella, ne compirà 4 a dicembre. La nostra famiglia è in vero pericolo perché noi abbiamo lavorato con la NATO, abbiamo dato un aiuto e loro dicono chi ha lavorato, chi ha rubato, chi ha guadagnato questi soldi, adesso la loro vita è in pericolo e le uccidiamo, non le lasciamo a vivere. L'Afghanistan rischia di diventare una palestra per i terroristi, ci avvisa Ati. Quello che noi chiediamo che i 50 paesi del mondo sono venuti, non hanno toccato il punto giusto, quello è Pakistan, creatore dei terroristi talebani che le mandano per giro per il mondo. Questo non è un pericolo oggi per noi, questo è un domani un pericolo anche per voi occidentali, perché Afghanistan sarà un campo di addestramento per i terroristi talebani che la manderanno giro per il mondo. Con lui c'è anche il giornalista esperto di conflitti in Medio Oriente, Claudio Locatelli, che proprio in questi giorni avrebbe voluto partire per l'Afghanistan. Che ognuno faccia la propria parte. Dopo l'iniziale trauma, il tempo dello shock per le immagini di Kabul è finito. Bisogna agire praticamente e ognuno può fare un piccolo caso. Questo è un caso importante. La famiglia di Ati è a rischio e si trova bloccata a 2 passi dall'aeroporto di Kabul e il ponte aereo sta per finire. O si aiutano ora o rischio di non poter mai più uscire e questa famiglia rimanere divisa per non si sa quanto, se non addirittura per sempre. Parliamo adesso di Covid e Green Pass, ok al decreto legge sull'obbligo del certificato verde per il personale scolastico, l'ha deciso il TAR del Lazio dopo il ricorso presentato dal sindacato ANIEF. Nessuna sospensione cautelare urgente ma anche una preliminare ipotesi di palese inammissibilità del ricorso del decreto legge con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19. Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso. E sindacati critici sull'obbligo di Green Pass nelle mense aziendali. La CGIL chiede al governo maggiore chiarezza sulle disposizioni per tutelare tutti i lavoratori. Premesso che evidentemente il vaccino sia da consigliare, da suggerire, da raccomandare a ciascuno, perché evidentemente è utile a contenere il contagio da coronavirus,
Quello a cui stiamo assistendo ha del paradossale, perché non c'è una norma di legge che oggi obblighi il Green Pass nelle messe aziendali, ma bensì una FAQ dello stesso Ministero presente nel sito. Secondo la CGIL c'è ancora troppa poca chiarezza sull'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali. Il governo deve decidere come gestire la situazione. Non penso che sia utile per uno Stato raffigurare questo come una fonte di diritto. È evidente che questo vulnus è necessario e urgente recuperarlo attraverso una norma che o estenda l'obbligo del vaccino a tutti o che chiarisca che le mense aziendali, essendo un luogo, parte del luogo di lavoro, non abbiano questo tipo di obbligo. Si deve escludere ad ogni modo il rischio di discriminazione tra i lavoratori nel rispetto della privacy e soprattutto della loro salute. Il governo ha il compito delle leggi e delle norme, i cittadini di rispettarle, le imprese di contribuire allo sviluppo e al progresso del paese, non al proprio profitto. Questi sono gli ambiti in cui dobbiamo orientare, per cui utilizzare il sistema delle mense per invogliare le persone a vaccinarsi ci sembra dare la sculacciata a chi si comporta male. No, questo non lo accettiamo. I lavoratori hanno tutti la stessa dignità. E adesso una nuova toccante testimonianza di un bellunese che si è trovato faccia a faccia con il Covid e che ha lasciato sul corpo segni evidenti di sofferenza. Vaccinatevi è l'appello di Remo De Mario, 68enne di Santo Stefano di Cadore. Mi chiamo De Mario Remo, sono nato a Santo Stefano di Cadore il 15/6 del 53. Purtroppo a marzo ho contratto il Covid-19 e dopo 100 giorni di terapia intensiva mi sono reso conto che non muovevo nessun muscolo del mio corpo. Inizia così la breve ma toccante testimonianza di Remo De Mario, 68 anni, di Santo Stefano di Cadore, contagiato dal Covid-19 lo scorso marzo e che ancora oggi porta i segni delle conseguenze della malattia sul suo corpo. Il signor De Mario sta lottando per poter tornare a muoversi autonomamente senza l'uso di ausili e per questo da mesi si sta sottoponendo a pesanti cicli di terapia riabilitativa. Il pensiero principale è andato ai miei cari. Di cosa sarebbe successo? Un centinaio di giorni di ospedalizzazione, in mezzo l'incubo della terapia intensiva che si è materializzato quando le condizioni di salute sono via via peggiorate. Poi il risveglio, la negativizzazione, quella sensazione di non riuscire più a comandare i muscoli del proprio corpo. Neuropatia periferica da Covid si chiama la complicanza patita dal signor De Mario, una sorta di paralisi fortunatamente senza danni cerebrali che lo hanno costretto immobile in carrozzina. Dal 28 giugno scorso, racconta la moglie, Remo è in terapia. Ci sono stati miglioramenti, ma il percorso di cura è ancora lungo. Remo De Mario non molla un minuto. In pensione da 2 anni, in Comelico reggeva le sorti dell'impresa di famiglia che si occupa dello stampaggio della componentistica per il settore della refrigerazione. Remo vuole godersi la pensione e ce la farà, ci dice la moglie, che manda un abbraccio virtuale ai medici della terapia intensiva di Belluno, nei confronti dei quali ha solo parole di encomio. L'appello di Remo non ammette repliche. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri cari. Io purtroppo sono ancora in ospedale. E adesso la cronaca con una donna di Schio che aveva subito un tentativo di violenza sessuale poco prima di Ferragosto. Oggi i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile. Schio, un 25enne residente in città ma di origini liberiane, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. È accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una donna di Schio che avrebbe subito l'aggressione il 13 agosto scorso. La vittima, durante le prime ore di quella notte, stava percorrendo via Manin quando un uomo di colore le si è avvicinato proponendole una prestazione sessuale a pagamento. La donna, avendo rifiutato la proposta, sarebbe stata subito aggredita, spinta a terra con le mani dell'uomo strette al collo, costretta a subire un rapporto sessuale. La vittima invece, gridando e divincolandosi, sarebbe riuscita a sfuggire in extremis al tentativo di violenza, dandosi alla fuga.
Subito curata al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino, le venivano riscontrate diverse ecchimosi sul collo, contusioni e abrasioni guaribili in 21 giorni. L'immediata denuncia ai carabinieri, con una dettagliata descrizione dell'aggressore, avrebbe alla fine permesso agli inquirenti di identificare l'uomo, avvalendosi anche dei filmati di videosorveglianza della zona. Il giovane sarebbe stato subito identificato dai militari dell'Arma, che una volta fermato l'uomo hanno accertato che era stato già condannato in primo grado per un reato simile. È stato condotto alla casa circondariale di Vicenza. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella chiesa di San Bartolomeo, a Puosto dal Pago, i funerali di Paolo Saviane, morto a soli 59 anni venerdì scorso per un arresto cardiaco all'ospedale di Padova. La camera ardente sarà allestita in chiesa dalle 14:30 per consentire a chi non potrà seguire la funzione di portare l'ultimo saluto a Saviane, eletto senatore della Repubblica nel 2018 nelle file della Lega. Per volontà di Paolo Saviane non saranno esposti simboli del partito. Nel giorno del rientro del famoso busto del Doge Giovanni II Corner a Venezia, il governatore Zaia coglie l'occasione per lanciare un messaggio alle istituzioni nazionali. È un pezzo di storia del Veneto ed è bene che sia tornato a casa. Devo anche dire che questo dovrebbe fare ragionare le istituzioni anche nazionali rispetto a quei beni della Repubblica Veneta che sono nei palazzi delle istituzioni nazionali. Non sarebbe male che ci fossero già queste restituzioni e dopo magari dall'altro a livello internazionale abbiamo un sacco di opere d'arte venete della nostra comunità, della nostra Repubblica Veneta che sono in giro per i musei del mondo. Non sarebbe male che qualcuno le restituisse, anche perché per molte ci risulta che non siano state pagate ma bensì rubate. Il messaggio del presidente Zaia è chiaro e arriva proprio in un giorno che lui stesso definisce storico per Venezia e per il Veneto. Il ritorno a casa dell'ormai famoso busto del Doge Giovanni II Corner dopo varie peripezie. È stato presentato a Palazzo Balbi, dove sarà collocato nell'atrio, in modo che soprattutto i ragazzi delle scuole che vi faranno visita potranno conoscere un pezzo di storia fondamentale per la Serenissima. A farsi promotore della raccolta fondi che ha permesso di aggiudicarsi all'asta al prezzo di 36.000 euro il busto è stata l'associazione Venetinet, impegnata nella diffusione e nella salvaguardia della cultura veneta. Lui era Doge della Repubblica Veneta, molto più importante di me, una repubblica seria, una repubblica che è stata la prima democrazia, 1100 anni di storia, insomma direi che con onore riceviamo questa donazione e faremo in modo che sia riservato al Doge Giovanni II Corner lo spazio e il lustro che si merita. E dunque dopo varie peripezie il busto dell'ultimo Doge vittorioso della Serenissima è tornato a casa e l'opera marmorea è stata donata alla regione da chi si è aggiudicato l'asta. Eccolo, il busto che ritrae Giovanni II Corner, il 101esimo Doge della Serenissima, protagonista della vittoriosa guerra di Corfù contro i turchi nel 1716, ultima grande vittoria della Repubblica. È stato consegnato alla Regione da Confturismo Veneto, dall'Associazione Veneziana Albergatori e da Venetinet, che si sono impegnati per coinvolgere i veneti attraverso una campagna di informazione affinché donassero una somma per potersi aggiudicare l'opera ad un'asta battuta a Viterbo lo scorso 24 giugno. Abbiamo potuto sensibilizzare l'opinione pubblica grazie anche all'importante apporto della vostra rete. E naturalmente da questo punto di vista poi siamo riusciti a motivare i veneti in generale e naturalmente anche delle imprese. Ricordiamoci che l'operazione di recupero dei fondi è durata 20 giorni, quindi era un'operazione pressoché impossibile, che nonostante questa grossa difficoltà è andata in porto e quindi non possiamo che essere soddisfatti. In prima battuta, ahimè, l'asta era stata persa, poi un colpo di scena. Quello che mi è stato detto, parzialmente quello che ho intuito, è che l'acquirente era un mercante che avrebbe voluto vendere in Francia. Molto probabilmente ha comprato il mercante su mandato di un cliente francese e molto probabilmente è arrivato un warning alla galleria
dice attenzione che possiamo mettere il divieto di esportazione eccetera, e quindi questo signore non si è più fatto vivo, il mercante intendo dire. La Casa d'Aste ha pensato bene di interpellare me. In 3 minuti abbiamo chiuso l'operazione. Non c'è niente che ti dia più soddisfazione di un qualcosa che hai visto sfuggire e poi vedi magicamente riapparirti davanti. Abbiamo scelto di rivolgerci direttamente, di fare questa donazione come Associazione Veneziana Albergatori alla Regione, in quanto è la terra di tutti i veneti, non tanto al Comune di Venezia quanto alla Regione, proprio per chiarire una volta di più che come Associazione Veneziana Albergatori non abbiamo una visione squisitamente sammarcocentrica. Il doge, nato nel 1647, governò la Serenissima dal 1709 al 1722. Il suo dogado viene anche ricordato per l'ufficializzazione dell'utilizzo della parrucca nell'abbigliamento da parata, usato anche da tutti i suoi successori. Arriva un primo importantissimo via libera al percorso per l'inserimento del Monte Grappa nella lista delle riserve della biosfera UNESCO. Arriva finalmente un primo via libera dall'UNESCO per l'iscrizione del Monte Grappa nella prestigiosa lista delle riserve in cui la convivenza fra uomo e ambiente raggiunge i massimi livelli per la conservazione dell'ecosistema e la cura della biodiversità. Il dossier di candidatura era stato trasmesso all'UNESCO a dicembre, ora la palla passa al Consiglio internazionale di coordinamento delle riserve UNESCO che si terrà a metà settembre. Il primo a darne notizia è stato il governatore Luca Zaia, che sottolinea come ancora una volta il Veneto sia in prima fila con le sue eccellenze e come questo riconoscimento vada a dare ulteriore prestigio a un territorio che raccoglie bellezza, storia e sostenibilità. Un primo passo molto importante che va anche a gratificare il lavoro fatto dal territorio. In questo caso dobbiamo ringraziare veramente i 25 comuni, le 3 province di Vicenza, Treviso e Belluno, tutti gli attori che si sono messi in campo per portare avanti questa iniziativa. Un'iniziativa che è nata nel 2016, che si è concretizzata con la progettualità, con l'inizio della progettualità nel 2018. L'area proposta come riserva della biosfera copre una superficie di 66.000 ettari, coinvolgendo il territorio di 25 comuni delle province di Vicenza, Treviso e Belluno. Il comprensorio include interamente il massiccio del Grappa con i suoi confini naturali della Brenta e del Piave, le aree pedemontane che lo circondano e verso sud anche le colline e l'alta pianura che lo collegano con la pianura padana. Il massiccio è quindi una sorta di mondo a sé stante dove l'equilibrio delle attività umane con l'ambiente permette di mantenere in vita tradizioni antiche come quelle dell'alpeggio. E ci sono tutti i requisiti per portare a casa questo importante riconoscimento nei confronti di una montagna che è una montagna conosciuta ai più come una montagna simbolo della patria, simbolo della nostra storia, e con questo riconoscimento, se tutto andrà bene, sarà anche un simbolo dell'ambiente, della natura, ma anche di attività agricole di un certo livello che si baseranno sulla sostenibilità, per poi parlare anche di prodotti agricoli, per parlare anche di sport. Tradizione, turismo, storia e ambiente vanno a braccetto sul Monte Grappa per tracciare la rotta anche per altri settori, in una regione in cui le eccellenze non mancano. Questo riconoscimento ovviamente diventerà un altro grande patrimonio a livello mondiale e soprattutto in Veneto, che è una delle terre che sotto il profilo culturale e ambientale in questi anni di riconoscimenti ne sta portando a casa veramente tanti. Mostra del cinema di Venezia, serata inaugurale il 1° settembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattinata via libera all'evento dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riunitosi in prefettura. Una mostra del cinema che torna grande nonostante l'emergenza Covid non sia ancora alle spalle. Un cambio di passo sigillato per l'edizione numero 78 dalla presenza al Lido per la serata inaugurale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso per la cerimonia di apertura il 1° settembre, nel corso della quale riceverà il Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni. Si tratta della terza partecipazione alla mostra per il Presidente Mattarella, sbarcato al Lido nel 2015, nel 2017 e adesso atteso per questa edizione 2021. Intanto via libera dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riunito in prefettura alle misure di sicurezza predisposte per l'evento. Un evento di rinascita nel pieno rispetto delle norme anti-contagio a partire dal Green Pass. Ed è tutto, siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.
Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Clima meno caldo con tempo buono sul nostro territorio. La giornata di mercoledì 25 agosto risulterà asciutta e stabile. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sul nostro territorio infatti avremo un ampio soleggiamento, in pianura cielo poco nuvoloso, in montagna spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti a carattere sparso nelle ore centrali. Contesto climatico gradevole, a tratti fresco, temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo di fatto la stessa situazione con tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il contesto sarà simile, situazione decisamente tranquilla con sole prevalente. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.